L'interrogatorio di Filippo Turetta oggi in corte d'assise a Venezia. Per la prima volta il giovane faccia a faccia con Gino Cecchettin ha ammesso di aver ideato un piano per rapire e uccidere Giulia. In aula tra esitazioni e lacrime il lungo racconto dell'uccisione della 22enne e dell'occultamento del corpo. Sarebbe ridicolo chiedere scusa alla famiglia, ha detto il ragazzo. Le parti civili invocano l'ergastolo. Gino Cecchettin in aula, ora abbiamo capito chi è Filippo Turetta, ha detto alla fine è doloroso sapere cosa ha patito Giulia negli ultimi istanti della sua vita. Ancora uno studente morto andando a scuola a Castelfranco, 15enne in Vespa, si scontra con un'auto. Kevin Gentilini è morto sul colpo, il dolore dello zio. Una donna era gettata nel bacchiglione, 3 l'avevano soccorsa ma non riuscivano a tornare a riva. A Padova i poliziotti hanno salvato 4 persone con le sacche da lancio. Il cambiamento climatico è una realtà, dicono gli esponenti del Partito Democratico. Bisogna trovare soluzioni strutturali. Presentate a Padova 5 azioni mirate alla sicurezza del territorio veneto. Una statuetta dedicata a Sammy Basso nel presepe napoletano. Il giovane ricercatore di Tezze sul Brenta raffigurato nella natività degli artisti di San Gregorio Armeno. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati il telegiornale del Veneto. Questi dunque i titoli non possiamo non aprire evidentemente con la giornata di Filippo Turetta in Corte d'Assise a Venezia. L'abbiamo raccontata nella nostra edizione straordinaria, anche nella prima edizione, oggi con i nostri inviati Cristian Arboit e Ilaria Marchiori, e dunque ripartiamo da qui, ripartiamo dall'interrogatorio di Filippo Turetta, per la prima volta faccia a faccia con il padre della sua vittima, di Giulia Cecchettin, ed è emerso che c'era un piano per rapire e uccidere proprio la povera Giulia. Partiamo da qui. Ho ipotizzato questo piano, questa cosa di poter fare questa cosa, in un eventuale futuro momento di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male e sì, togliere la vita. Era un piano quello di Filippo Turetta, che tra lunghe pause e tante esitazioni ha ammesso che il suo intendimento era quello di uccidere Giulia, e questo già dalla sera del 7 novembre, 4 giorni prima del delitto, quando il giovane aveva stilato una prima lista di cose da fare e oggetti da comprare, un vero e proprio elenco dell'orrore. In corte d'assise a Venezia il 22enne è arrivato poco dopo le 8 a bordo del cellulare della polizia penitenziaria, tradotto dal carcere di Montorio a Verona, dove si trova da quasi 11 mesi. Poco dopo l'arrivo in piazzale Roma di Gino Cecchettin, il papà di Giulia, che in aula per la prima volta si è trovato davanti al killer della figlia. Ma Filippo lo sguardo di Gino non lo ha mai incrociato in quasi 6 ore di deposizione. La testa bassa, gli occhi immobili, le lacrime scendono quando gli si chiede perché ha ucciso Giulia. Avevo rabbia perché sostanzialmente, non so, cioè, io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva, e quindi, non so, mi faceva arrabbiare che non volesse. Volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Rabbia è la parola che Filippo utilizza più spesso. Ovviamente sono, sì, pensieri ingiusti, di dire, non so, soffro io, devi soffrire anche tu, non so, cose di questo tipo. Intanto la difesa ha depositato un memoriale scritto dallo stesso Turetta negli ultimi mesi di carcere, un documento che entra nel processo con la Corte d'Assise che ha annullato l'udienza già fissata per lunedì. L'interrogatorio è quindi chiuso. Filippo torna in carcere a Verona in attesa di sentenza. Chiedere scusa a questo punto sarebbe ridicolo, ha detto poi Filippo Turetta. Di premeditazione chiara parlano i legali della famiglia Cecchettin, che fanno intendere come non vi sia alternativa all'ergastolo.
da un punto di vista emotivo magari vorrei in certi momenti chiedere scusa o cose così, però penso che soprattutto che sia ridicolo, fuori luogo, visto le entità, cioè visto grave ingiustizia che ho commesso. La grave ingiustizia che ho commesso, dice Filippo Turetta, che motiva così il perché non ha mai chiesto né intenda chiedere scusa. Io penso che delle scuse potrebbero solamente creare ulteriore emozioni negative, ulteriore dolore verso le persone che già provano dolore e sofferenza per quello che è successo. In aula Filippo torna su quel maledetto sabato sera, in particolare su quella traiettoria di morte tra Vigonovo e Fossò, i 2 coltelli sul sedile posteriore e i fendenti su Giulia, al culmine dell'ennesima lite, la ragazza che urla e tenta di scappare. Io ricordo che avevo il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita, forse ho colpito il pavimento, cioè non... Per i legali della famiglia Cecchettin non ci sono dubbi, il quadro della premeditazione è chiaro, non c'è alternativa all'ergastolo. Credo che sia incommentabile quello che ha detto Turetta oggi, credo che sia proprio incommentabile. Cioè Gino ci aspettava delle scuse? Comunque... Non ho mai parlato con Gino di scuse, credo che, ripeto, secondo me l'atteggiamento che Turetta oggi ha avuto in udienza non è altro che la conferma diciamo della personalità che ha dimostrato in tutta questa assurda vicenda, e mi pare che tutte le aggravanti siano non confermate, straconfermate. Un minimo di resipiscenza non l'abbiamo, avete visto, nemmeno intravisto, quindi credo che adesso starà alla Corte immaginare la pena più adeguata, che evidentemente a mio giudizio è quella massima. E poi c'è Gino Cecchettin, che abbiamo detto era presente in aula, che ha guardato molto a lungo Filippo Turetta, mentre Filippo abbassava lo sguardo e non riusciva a incrociare lo sguardo del padre della povera Giulia. Un Gino Cecchettin che ha detto: abbiamo capito chi è Filippo Turetta. Assenti invece i genitori di Filippo Turetta. Sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita. È stato questo l'aspetto più doloroso di una giornata passata a pochi metri dall'assassino di Giulia. Gino Cecchettin usa poche parole ma precise ai giornalisti che gli domandano dell'atteggiamento di Filippo Turetta, che non lo ha mai guardato negli occhi. Risponde lapidario: chiedete a lui. Lo guardavo quando parlava. Non è questo il punto del processo, il punto è che abbiamo capito chi è Filippo Turetta, infatti adesso il suo avvocato vuole capirne di più. Per me è chiarissimo, quello che emerge oggi è che la vita del prossimo è una cosa sacra e non bisogna entrare nel merito della vita degli altri, bisogna rispettarla. Questo l'abbiamo capito. Faccia le sue considerazioni, insomma l'ha dichiarato lui stesso. Gino lascia Palazzo di Giustizia verso le 13:30, prima dell'interrogatorio da parte della difesa. Con lui ci sono gli zii di Giulia, Alessio e Andrea, la nonna Carla. Non ci sono i figli, Davide e Elena. Quest'ultima via social ammette di non farcela. Devo tutelare la mia salute da 11 mesi. Ho gli incubi, confida. Non ci sono i genitori di Filippo Turetta, un'assenza che nessuno giudica. Gino, che è un gigante da un punto di vista della dignità umana, ha avuto anche sempre parole molto garbate e pensieri da gigante verso questi genitori, quindi per noi il problema dei genitori non esiste, perché l'imputato è Turetta e non i genitori. Avvocato. Resta Gino con la sua dignità, che con una semplice parola, ricordando Giulia, dice tutto. Il mio amore, cosa posso dire? Lo sappiamo, l'omicidio di Giulia Cecchettin ha scosso le coscienze, ha segnato profondamente la nostra società, lo testimoniano anche dati diffusi dalle forze dell'ordine, ad esempio a Padova. Sentite.
I dati diffusi dai carabinieri di Padova lasciano senza parole. Sono 34 le denunce sul territorio provinciale nel solo mese di ottobre per maltrattamenti in famiglia o stalking e 25 le misure cautelari e precautelari messe in campo dagli uomini dell'Arma. Solo negli ultimi giorni c'è stato un arresto e una denuncia in stato di libertà. A Selvazzano Dentro gli uomini dell'Arma hanno arrestato in flagranza di reato un 61enne che, nonostante gli fosse stato vietato di avvicinarsi all'ex consorte, è stato trovato a circa 80 metri dalla sua abitazione. L'uomo, che indossava il braccialetto elettronico, a seguito di un procedimento per maltrattamento in famiglia, ha tentato la fuga ma è stato fermato dai carabinieri e arrestato in attesa del processo per direttissima. Mercoledì scorso, invece, gli uomini dell'Arma hanno ricevuto una chiamata da un bar dove un uomo continuava ad inveire contro la compagna. La donna però si è sfogata con delle ragazze che erano presenti nel locale e hanno allertato il 112. I militari, arrivati sul posto, hanno cercato di ricostruire la vicenda. In caserma la donna ha trovato il coraggio di denunciare i maltrattamenti che duravano da anni e mai denunciati per paura. Nella foto del documento d'identità portava addirittura evidenti ecchimosi in volto. L'uomo è stato quindi allontanato d'urgenza dalla casa familiare e la vittima è stata collocata in una struttura protetta. Proprio il padovano aveva contato nelle ultime settimane davvero una strage di giovanissimi ragazzi morti andando a scuola, 3 vittime in pochissimo tempo. Questa volta l'ennesima vittima c'è stata nella Marca Trevigiana a Castelfranco. Parliamo dello schianto tra una Vespa e un'auto, a perdere la vita un ragazzino di appena 15 anni. Lo schianto terribile, le urla di chi ha assistito al drammatico incidente, poi il silenzio di una disperazione senza fine. A terra i segni indelebili della tragedia. La Vespa appoggiata su un fianco a bordo strada, Kevin Gentilin, 15 anni, a pochi metri, senza vita. L'ennesimo incidente mortale, l'ennesimo studente travolto ed ucciso mentre sta andando a scuola. Solo nel padovano 3 giovani vittime spezzate da inizio anno scolastico. Una dinamica ancora al vaglio della polizia stradale di Castelfranco Veneto. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il giovane stesse superando una colonna di mezzi quando, all'altezza della rotonda con via delle Industrie, l'auto, una Fiat Bravo condotta da un 43enne che viaggiava in direzione Vedelago, ha svoltato nel parcheggio di una fabbrica. L'impatto violentissimo non ha lasciato scampo al 15enne sbalzato dalle 2 ruote. È stata una cosa drammatica nel vedere un bambino, perché a 15 anni sei ancora un bambino, morto in mezzo alla strada. È stata una cosa pesante perché non ho mai vissuto un'esperienza del genere. Purtroppo oggi è capitato. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i soccorsi, l'ambulanza, l'automedica, ma per il 15enne non c'era più nulla da fare. Sulla strada paralizzata dal traffico è calato il gelo di uno strazio impossibile anche solo da immaginare. I genitori di familiari conosciuti in paese per la loro impresa edile si sono precipitati sul luogo della tragedia. Le passioni di Kevin erano la Vespa ed il ballo, ci racconta con gli occhi lucidi nascosti dagli occhiali lo zio del 15enne. Lui andava a ballare col nonno tante volte. Questa era la passione. E la Vespa? E la Vespa, sì, la Vespa. Ma era un bambino con la testa a posto, non correva, io non l'ho mai visto fare robe strane. Cioè, qui si vede esattamente che questa macchina che ha girato non l'ha visto e lui l'ha preso in pieno. Il ricordo dello zio, Kevin era umile ed andava d'accordo con tutti. Col nonno aveva un attaccamento che era morboso perché pensa che lui aveva 14-15 anni, mio fratello va anche a ballare e se lo portava a ballare, a lavorare. Questo bambino era proprio, hai presente il bambino che tutti vorremmo? Ecco, questo era Kevin. Sarà la procura ora a decidere, ma l'automobilista con ogni probabilità sarà indagato per omicidio stradale. Ancora la cronaca: aveva rubato dei gioielli in una casa vicino a Breganze, ma la ferita che si era provocato rompendo un vetro lo ha tradito, così è stato fermato un 32enne.
Il furto gli era riuscito, ma le tracce di sangue lasciate lo hanno tradito. Un 32enne di nazionalità albanese è stato così individuato dai carabinieri di Thiene come presunto responsabile di un colpo avvenuto circa 6 mesi fa in un'abitazione nei dintorni di Breganze, dalla quale erano spariti alcuni oggetti in oro. Gli uomini dell'Arma avevano infatti notato al momento del sopralluogo la presenza di alcune macchie di sangue vicino all'infisso che era stato forzato per entrare in casa. Le tracce sono state rilevate e analizzate in collaborazione col RIS di Parma. Ne è emerso il DNA corrispondente a quello del presunto ladro, già schedato in quanto responsabile in passato di altri reati simili. Il 32enne è stato così denunciato alla Procura di Vicenza, che ha richiesto e ottenuto dal GIP un provvedimento di custodia cautelare in carcere. L'uomo, una volta rintracciato, è stato portato alla casa circondariale di Vicenza. Violazioni nelle mense scolastiche e aziendali nel Bellunese le hanno accertate le ispezioni dei carabinieri del NAS di Treviso, che da inizio ottobre hanno eseguito controlli a Feltre, Valli di Cadore e Santa Giustina. Le verifiche hanno accertato per lo più la mancata attuazione delle procedure in materia di rischio di contaminazione alimentare. Nel mirino dei carabinieri, in particolare una scuola materna in territorio cadorino, nella quale sono state riscontrate inadeguatezze igienico-strutturali. I controlli hanno riguardato anche i servizi mensa all'interno di aziende e industrie. Sono state comminate sanzioni pari a 6.000 euro. Nella sola provincia di Belluno, nell'ultimo semestre, sono state svolte 65 verifiche nei settori della ristorazione e della sanità, che si sono concluse con sequestri per un valore di 3.600 euro e multe per circa 40.000 euro. Una donna che si getta nel Bacchiglione, 3 persone che cercano di soccorrerla ma non riescono a tornare a riva. Fortunatamente ci hanno pensato gli agenti della polizia, che hanno salvato tutti e 4 con le sacche da lancio. 4 persone, una donna che si era gettata in acqua e 3 giovani che avevano cercato di soccorrerla, sono stati tutti tratti in salvo dalle acque del Bacchiglione a Padova. Grazie all'intervento di una volante della questura dotata delle sacche da lancio, l'incredibile salvataggio è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì, quando è arrivato l'allarme di una donna che si era lanciata dal ponte sul lungargine scaricatore. Quando la polizia è arrivata, in acqua c'erano anche altri 3 ragazzi che erano scesi lungo la sponda per soccorrerla. Gli agenti hanno allora preso le sacche in dotazione per il salvataggio in acqua, tenendosi aggrappati alle corde di salvataggio tenute da altri agenti. Hanno quindi portato in salvo la donna di 34 anni e altri 3 ragazzi che avevano tentato di aiutarla. Una 24enne padovana e 2 fratelli boliviani di 19 e 22 anni. Alla fine sono stati tutti accompagnati in ospedale. Ogni volante della questura è stata dotata di uno di questi dispositivi, una scelta fatta dopo la scomparsa dell'assistente capo Domenico Zorzino, che perse la vita il 3 marzo del 2023 nel tentativo di salvare un uomo finito con la sua auto nel canale Gorzone. Lo raccontiamo praticamente quasi ogni settimana, purtroppo, gli effetti dei cambiamenti climatici nei nostri territori. Il cambiamento climatico è una realtà, sostiene il Partito Democratico del Veneto. Non si può più solo agire nell'emergenza, ma anche pensare a soluzioni strutturali. Per questo il partito oggi a Padova ha presentato 5 azioni per garantire sicurezza al territorio del Veneto. Curiamo il Veneto, questo è il piano concreto proposto dal Partito Democratico Veneto per proteggere la regione dai cambiamenti climatici. 5 proposte fatte oggi dalla sede del partito a Padova. Bisogna andare ad uno stop del consumo del suolo, che le cinture urbane vadano rigenerate. Ci vuole un piano per l'acqua e per gli invasi, ci vuole una protezione dei nostri fiumi e i bacini di laminazione e naturalmente anche una rigenerazione urbana delle nostre città. Insomma, una cosa seria, parlando di cose concrete che riguardano la terra dei nostri cittadini e il futuro che dobbiamo dare alla nostra regione. Dal 2010 al 2023 sono stati circa 100 gli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio. L'urgenza è metterlo in sicurezza. Alcune opere sono state fatte, le citava anche la consigliera Luisetto poco fa, con il bacino di Caldogno, e hanno messo in sicurezza anche il piano del Paus per Padova, per esempio, ha messo in sicurezza la città dalle grandi alluvioni. Ma quello che manca sono 10 bacini su 23 che erano stati programmati, e
segnalo un dato, che siccome in Veneto è stato costruito troppo, molto spesso la localizzazione di questi bacini è diventata problematica, perché vanno spostate alcune attività e alcuni insediamenti immobiliari nelle aree contermini. Gli esponenti DEM hanno anche annunciato una serie di visite nei luoghi che hanno bisogno di interventi. La prima tappa sarà proprio il Piave, per lanciare questo tema molto importante che riguarda la tutela dei fiumi e i bacini di laminazione, le opere che debbono essere fatte e che poi proseguirà in altri luoghi del Veneto, proprio a dimostrazione di come vogliamo parlare con i piedi per terra di cosa succede nella nostra terra. L'eco della sua scomparsa è ancora molto forte, e così il cordoglio, l'emozione ogni volta che si parla di Sammy Basso. È un'emozione che travalica i confini del Veneto, tanto da arrivare in Campania, a Napoli, e c'è un omaggio che arriva da Napoli per Sammy Basso, perché la figura di Sammy Basso entra anche nel classico presepe di San Gregorio Armeno. Da Tezze sul Brenta a San Gregorio Armeno, la figura di Sammy Basso, il giovane biologo malato di progeria morto lo scorso 5 ottobre, ha colpito anche lontano dal Veneto. Jenny Di Virgilio, membro di una celeberrima famiglia di artisti napoletani attiva da quasi 2 secoli, ha realizzato una statuetta da presepe raffigurante proprio Sammy. Lo seguivo tanto in TV perché per me veramente è stato un ragazzo, un uomo eccezionale, e poi dava vita veramente alle persone che soffrivano, e lui è stato veramente un esempio di vita. Io l'ho apprezzato e lo ammiravo tanto. Per la realizzazione è servita una settimana di lavoro. Perché è tutta fatta a mano su foto e niente, la realizziamo da una palla di creta che viene tutta modellata e raffigura il personaggio. Lei spera di consegnarla ai genitori? Sì, mi fa piacere, se mi vengono a trovare qui a Napoli in sera gli omaggerò della statuina. Per me sarà un onore conoscerli e consegnargli la statuina. Più dei calciatori, dei politici, dei personaggi dello spettacolo, Sammy Basso potrebbe lasciare un segno anche dentro il presepe. Un esemplare unico, però poi secondo me sarà la statuina dell'anno, quindi preparerò anche le piccoline. E con l'omaggio a Sammy Basso si chiude questa edizione del Veneto. Vi lascio al meteo, poi il telegiornale di Venezia. Arrivederci.